Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Vado Sicuro è l'attività che l'amministrazione provinciale di Rovigo organizza da 7 anni per promuovere la sicurezza stradale nelle scuole di ogni ordine e grado del Polesine. Uno dei 3 appuntamenti del 2010 si è svolto mercoledì 28 e giovedì 29 aprile all'ITAS Einaudi di Badia Polesine, con la partecipazione di studenti del Liceo Balzan e dell'IPSI Einaudi di Badia Polesine e dell'ITC Conti di Lendinara. La prima giornata è stata aperta dal convegno A tu per tu con la sicurezza, la provincia di Rovigo per una guida sicura, coordinato dall'assessore provinciale Leonardo Raito, al quale hanno partecipato la dirigente dell'Einaudi Maria Grazia Faganello, il sindaco Gastone Fantato, Romeo Azzurro dell'ufficio scolastico provinciale, Giovanni Lanati, direttore generale territoriale nord-est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Germano Zotto della Motorizzazione Civile di Rovigo, Giovanna Ferrara del Montecatone Rehabilitation Institute, di Pier Giorgio Bressan, comandante della Polizia Locale di Badia Polesine, di Alberto Cappellini, comandante della Polstrada Badiese, e del tenente colonnello dei Carabinieri Andrea Firinceli. È stato proiettato in anteprima assoluta il filmato Fiori d'autunno, realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Federazione Motociclistica. Innocenzo Marcadella, docente dell'ITAS Einaudi, illustra le finalità dell'iniziativa. È già il secondo anno che l'Istituto propone questo tipo di iniziativa perché crede fortemente sull'azione educativa che tale percorso ha nei confronti degli studenti e di tutti quanti coloro che hanno la necessità di spostarsi ovviamente sulla strada. È un'iniziativa a cui la scuola tiene anche in termini di competenze, di cittadinanza, di legalità e quindi un messaggio ad ampio respiro, quello che l'iniziativa vuole sottendere. Dalla motorizzazione civile sono stati messi a disposizione 2 centri mobili, uno per le simulazioni degli esami per il conseguimento del patentino per i motorini e della patente per la guida dell'auto e per effettuare alcol e droga test. Esami e simulazioni disponibili anche per la popolazione del territorio, erano gratuiti e anonimi. Il secondo centro, invece, guidato da Mario Beltramelli della Motorizzazione Civile di Padova, è servito per effettuare rilevazioni della velocità dei motorini e l'analisi dei gas di scarico. Anche in questo caso senza spesa e anonimato, perché le finalità erano la sensibilizzazione e la prevenzione. Colpisce comunque il fatto che nessun motorino esaminato è risultato in regola, visto che i mezzi a rullo hanno raggiunto anche velocità vicine ai 90 km/h e quindi ben lontane dai 45 km/h previsti dal codice della strada. Se la rilevazione fosse stata effettuata in presenza di forze dell'ordine, sarebbero scattate confische del mezzo o, nel migliore dei casi, pesanti sanzioni. Cristina Galvani spiega come gli studenti hanno accolto questa opportunità. Abbiamo compreso i rischi che corriamo quando superiamo un limite di velocità oppure quando beviamo, il rischio che può fare il veicolo e soprattutto abbiamo capito il rischio per gli altri quando noi siamo poco attenti. Testimonia della manifestazione 2 giocatori di rugby della Femici Z Rovigo, entrambi cresciuti nel vivaio della Zermac Rugby Badia Polesine, Younes Anwer e Nicolò Badocchi. E questo rispetto delle regole, che per noi è fondamentale perché ci permette di lavorare, diventa ancora più importante al di fuori, appunto sulla strada, per quanto riguarda il codice della strada e il rispetto degli altri automobilisti. L'assessore Leonardo Raito riassume il significato di Vado Sicuro. È un'iniziativa di sensibilizzazione verso il tema dell'educazione stradale e del rispetto delle regole e contribuisce a creare un clima positivo veramente per far crescere la comunità polesana in una logica di rispetto reciproco, di rispetto per le istituzioni e di apertura verso quelle che sono le possibilità e le potenzialità della vita di ognuno. Cariche di significati e di emozioni, le testimonianze di chi, a causa di incidenti stradali, si trova a vivere in carrozzella. Chiudiamo con Maximilian Sontacchi.
Ho fatto un incidente in moto e in questo caso sono stato una vittima della strada, come si suol dire, ma non vuol dire niente vittima. E prima bisogna guardare se stessi e poi gli altri. Vale la pena fare una cavolata e trovarsi a 17 anni per tutta la vita su una sedia a rotelle? O comunque vale la pena di distruggere la famiglia di un tuo coetaneo? Perché quando comunque si rimane in carrozzina o nel peggiore dei casi anche nella più brutta cosa, oltre a distruggere la vita dell'individuo, si distrugge la famiglia e gli amici dell'individuo. E un'altra cosa importantissima ai giovani che voglio dire è che io non sarei mai qui se non fosse stato grazie al supporto dei miei amici e al supporto della mia famiglia che mi è stata dietro sempre in 3 anni di ospedale. Il coraggio non è fare gli stupidi in motorino, in moto, in macchina o bere più degli altri. Il coraggio è trovarsi sopra una carrozzina e cercare di tornare a fare quello che si fa prima. Non è vero che si può tornare a vivere come prima perché è una grande cavolata.